Eder. Mech. Pallister. Al momento dell'archiviazione hai proposto una opposizione fatta di 2 paginette o poco più. Questo significava che tu non volevi assolutamente che la cosa andasse avanti. Assolutamente no. Proprio quello stesso giorno dalla GoPro viene cancellata la memory card. Ora qualcuno dice che sei stato tu, mentre i tuoi avvocati dicono che quel giorno la memory card non era in tuo possesso, ma qualcun altro dice che invece lo era perché ti era stata restituita. Questa GoPro è stata a disposizione della procura per mesi. Hanno scaricato tutti i file che c'erano dentro. Quando hanno finito di copiare e tirare via tutte le cose che c'erano qua dentro, i video, le foto che facevo, mi è stata restituita. E il 23 giugno del 2003, sono 2 anni, sono passati oltre 2 anni da quando è scomparsa Liliana. Cioè io sarò padrone di fare quello che voglio. Non ho tolto nessuna immagine perché la GoPro dentro ha delle memorie, vedi che questa è la memoria della GoPro. Quando io ho finito di fare tutte le mie cose, metto questa qua dentro e attacco il computer e scarico nei miei hard disk. Perciò che senso ha a tenerli qua? Però 3 video sono scomparsi del tutto, non sono nemmeno stati esportati. Non lo so io da dove viene fuori questa teoria, penso dalla dottoressa Marano, ho sentito prima in radio e così. Questo è l'ennesimo flop di questa signora, perché certamente io parlavo stamattina con i miei avvocati e di conseguenza abbiamo avuto tempo fa in cui si parlava di un lampione che è stato oscurato qua e là, una roba e l'altra, che poi si è dimostrato niente. E questo qua si dimostra niente, assolutamente. Per me non ha nessun interesse. Indubbiamente il migliore aiuto a Sebastiano lo stanno fornendo tutte quelle persone che tirano fuori elementi che si rivelano dopo 5 minuti totalmente campati in aria. Parliamo ora dell'ultimo incidente probatorio. Ma è giusto che ci sia, perché io ho portato il giornale qua in cui è andato su tutte le televisioni, su tutte le prime pagine di tutti i quotidiani d'Italia e su tutte le testate televisive, questo. Certo, c'era scritto che la procura sospetta che tu hai ucciso Liliana. No, non sospetta assolutamente no, perché nel mio avviso di garanzia che me l'hanno consegnato quando sono venuti a fare la scientifica a casa mia, lì, c'è scritto che io sono l'assassino di Liliana, che l'ho picchiata, strangolata e ho occultato il cadavere. Questo è quello che c'è veramente. Io sono sereno, tranquillo, non ho niente a che fare con tutto questo. Noi chiediamo venga fatta un ulteriore accertamenti su quello a 360 gradi, su tutte le persone che ha comunque avuto a che fare con la scomparsa di Liliana. Perché solo su di me? Dalla GoPro viene cancellata la memory card. Questa GoPro era a disposizione della procura. Mi hanno chiesto di averla, se la sono tenuta per mesi, hanno scaricato tutto quello che dovevano scaricare e poi me l'hanno ritornata. Sui miei hard disk ho messo tutti gli hard disk, me l'hanno portati via. Se dico Galleria Rossoni, cosa ti viene in mente? Mi stai dicendo delle cose che, ti dico obiettivamente, non posso ricordare, assolutamente, primo. Seconda cosa, devi pensare che io ho salutato mia moglie, sono andato via, ho fatto le mie cose e non l'ho mai più rivista, né da viva né da morta. Cioè io ti dico, tu ti rendi conto cosa dentro di me? Cioè io veramente pensavo di impazzire, di morire, veramente. Ci ho voluto forse 2 anni per riprendermi completamente. Cioè, tu mi vedi sorridente, viaggio, bici, quale o quell'altro, però dentro, ricordati, è questo dolore che ti uccide, veramente. Io quando lavoravo al Messaggero, facevo il fotoreporter, ho conosciuto persone che comunque hanno vissuto esperienze così, le ho viste morire piano piano. Sono dietro questo caso dal dicembre 21 e ho sempre detto che tu credi fermamente nel suicidio e che tutto il resto è una parvenza. Oggi come oggi, cosa ci dici? Guarda, io sono l'idea
del suicidio. Sì. Sono convinto che Liliana è uscita di casa. Questo veramente mi distrugge ancora di più, lasciando documenti, portafogli, la fede, e se la vede portare e poi sistemare la casa, aveva fatto le lavatrici. Io quando poi sono ritornato ho trovato la casa tutto a posto, tutto perfetto, no? E lei è uscita di casa in quel modo là. Io ai primi tempi sì, pensavo che ci fosse qualcosa dietro, anche dal come è stato trovato il corpo. Cioè abbiamo un personaggio che va la mattina del 5, va in questura e dice andate a cercare là, cioè, capisci? Cioè, sono tante piccole cose che messe insieme poi... Anch'io ho una mia idea, ma è difficile esporla perché in teoria, diciamo pure in pratica, le prove devono essere ancora dimostrate, cosa che non è stata fatta finora, se vogliamo. Però gli indizi ci sono. Gli indizi che dimostrano tante incongruenze di quello che ha dichiarato il marito di Liliana e immediatamente prima e durante le sue apparizioni sia in televisione e soprattutto nelle interrogazioni da parte degli inquirenti. Lui ha iniziato, vuol dire, ed è la cosa che mi ha spinto ad intervenire, se no io me ne sarei rimasto molto zitto all'inizio. Lui ha dichiarato per esempio che il loro era un idillio che durava da 30 e rotti anni, potrà essere stato così per i primi anni, ma negli ultimi diversi anni, almeno 5, l'idillio era scomparso totalmente, tanto che sono prove provate nelle ultime trasferte che loro facevano. Lei chiedeva letti separati in camera, per esempio. È vergognoso una persona che si permette di parlare di mia moglie, che dovevano andare via, che doveva lasciarmi, che voleva andare fuori di casa. È estremamente vergognoso. Io chiedo al signor Sterpin che un po' di rispetto verso mia moglie, che non c'è qui a rispondere a queste cose. Io sono convinto di altre cose, comunque io del signor Sterpin non voglio assolutamente rispondere a nessuna cosa. Se ha delle cose da dire, che le dica. All'andata ha vinto Costantinides, al ritorno ha vinto la Cattaneo, adesso tu stai chiedendo una bella in campo neutro. Certo, perché ci troviamo di fronte, guardate, alla prima perizia dal dottor Costantinides, che comunque è un luminare nel suo campo, che è completamente diversa da quella che è stata fatta dalla dottoressa Cattaneo, che è comunque un grande luminare. Uno dice che è un suicidio, che è così, che colà, che poi hanno fatto degli errori enormi. Quando è stato portato il corpo di mia moglie in obitorio, è stata lasciata lì 5 giorni a temperatura ambiente e il suo corpo in quei 5 giorni si è putrefatto, da quello che mi hanno detto. Poi la dottoressa Cattaneo ha fatto tutte le sue cose, per carità, è un luminare. È giusto che ci sia una terza persona, una terza perizia che possa stabilire esattamente come stanno le cose. Voi mi dite, dopo 2 anni che mia moglie è stata sotterrata nella bara, viene riesumata dopo 2 anni, cosa c'è? Ti rendi conto che io mi trovo col corpo di mia moglie che non so dov'è? Non lo so. Non ho un posto dove portare una rosa, un qualcosa. E vabbè, però il tuo scopo dal primo minuto è sempre stato quello di distruggere quel corpo incenerendolo, perché sei sempre stato per la cremazione. Perché mi fa questa domanda? E vabbè Sebastiano, in fondo tra tante stupidate ci sono anche delle cose molto concrete. Di quello che dicono i familiari, sono loro che dicono queste cose qua. Io guarda, faccio un appello. Se c'è qualcuno che sta guardando la trasmissione che può dire che io abbia litigato con qualcuno,
Io ti giuro, io sono conosciuto per non aver mai litigato con nessuno. Sì, vaffanculo, quello o quell'altro. Però io chiedo se c'è qualcuno che si faccia vivo. Io non ho mai litigato, non ho mai messo le mani su nessuno, e specialmente e soprattutto a mia moglie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.